E quanta gente ci sta? Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora ragazzi, i giornaloni sono meravigliosi, i giornaloni e i loro partitoni di riferimento, che ovviamente sono invariabilmente quelli dell'opposizione, no? Perché il giornale unico e collettivo è un unico e collettivo coro, sempre e comunque a priori contro il governo di centrodestra, che non è esente da critica, ovviamente l'abbiamo esercitata anche qui a Radio Libertà su alcuni temi quando ci siamo reputati non soddisfatti. Però ragazzi, qui si sta violando la minima diciamo continenza rispetto all'ipocrisia dilagante e rispetto al tenuta del principio di non contraddizione. Mi riferisco, l'avrete sentito dalla rassegna stampa del nostro grandissimo Sammy Varin, al coro copia incollato di Gaudio dei giornaloni perché Mattarella cazzia Nordio. Il Corriere: Mattarella richiamo a Nordio. Repubblica: Mattarella ferma Nordio. La Stampa: Mattarella stop a Nordio. Ma come vedete potete invertirli, cambia al massimo una singola scelta lessicale, ma è lo stesso giornale ciclostilato che va in edicola e ci dice che come si permette Nordio di iniziare a istituire un percorso preliminare che può sfociare in una richiesta di grazia per Mario Roggero, è competenza esclusiva di Mattarella. Ora, come vedete, i giornaloni e il mainstream progressista se ne frega completamente del merito della questione, cioè del fatto che c'è un uomo di 72 anni condannato all'ergastolo, perché 15 anni in questa età della vita sono l'ergastolo, perché dopo una serie impressionante di rapine e di violenza ai suoi familiari ha sparato a dei malviventi a cui deve un risarcimento ultra consistente. Questa è la vicenda nella realtà, ma i giornaloni se ne fregano. Ai giornaloni interessa il fatto che Mattarella ha richiamato Nordio al Quirinale sottolineando le prerogative del capo dello Stato sull'istituto della grazia, bla 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 bla. Benissimo, però allora non sta in piedi il bla 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 di qualche settimana fa. Perché io non credo di aver sognato, no? Io ho assistito questo paese appeso per un mese al caso all'affaire Colminetti, no? E alla dicevano giornaloni, dicevano partitoni di opposizione, alla insostenibile grazia che gli era stata comminata. E lì l'oggetto della polemica era Nordio, però. Io non credo di aver sognato. Adesso vado sul Fatto Quotidiano, che fu il giornale più attivo nel montare il caso. Caso Minetti, Movimento 5 Stelle AVS, dia spiegazioni e poi si dimetta. A ruota anche il PD chiese le dimissioni del ministro della giustizia Nordio per la grazia comminata a Nicole Minetti. Fu un battage di settimane. In Parlamento ci fu una gazzarra che urlava le dimissioni del ministro della giustizia per la grazia a Nicole Minetti. No, scusatemi signori, però anche al bar qui di fronte uno guarda queste due notizie, questi due casi e si pone la domanda: ma allora la grazia è materia del Ministro della Giustizia o del Presidente della Repubblica? Cioè non può essere a giorni alterni, a convenienza ideologica. Se mi conviene fare la polemica col governo, inchiodo il Ministro della Giustizia. Sempre se mi conviene fare la polemica col governo, ma nella narrazione mi è utile in questo caso invece ricordare che la competenza del Presidente della Repubblica, la appendo tutta al Presidente della Repubblica. E no, signori, un minimo di decenza. La risposta ovviamente è che il potere di grazia è una facoltà esclusiva del Presidente della Repubblica, è l'eventuale richiesta che va presentata al Ministero della Giustizia. Sulla domanda poi si esprime il procuratore generale presso la Corte d'Appello e se il condannato è detenuto il magistrato di sorveglianza, ma poi decide il Presidente della Repubblica. Però il Ministero della Giustizia e il Ministro della Giustizia in primis sono quelli che incardinano l'istruttoria.
Questo avvenne nel caso Minetti, questo stava avvenendo, potrebbe avvenire, possiamo contemplare almeno l'ipotesi che si conceda la grazia a questo ultra settantenne che ha lavorato una vita e che ha subito l'assenza dello Stato, perché quando tu subisci rapine in serie con violenze a danno tu e della tua famiglia subisci l'assenza dello Stato, almeno contempliamo in astratto che si possa chiedere la grazia per quest'uomo, concedetecelo questo, e beh, stesso percorso, istruttoria di Nordio, che quindi non sta violando nessun paletto, decisione finale di Mattarella. Non potete mischiare le carte a convenienza, ricordarci oggi che non bisogna toccare il dogma della grazia perché è tutto di competenza del Quirinale, ma invece poche settimane fa chiedere le dimissioni di Nordio per una grazia concessa. Io impazzisco. Bisogna rispettare un minimo la logica del dibattito pubblico, ma anche la propria credibilità, no? La credibilità interna della propria argomentazione, se no veramente non è che il giornalismo si mischia con la propaganda, è la propaganda che viene stampata e mandata in pagina. Detto questo, noi speriamo che quel percorso parta, sappiamo, come sapevamo nel caso Minetti, che la competenza è del Presidente della Repubblica, speriamo che la eserciti in questo caso, perché è difficile vedere un caso più eccezionale, cioè che fa eccezione di questo, no? Nel senso che, come abbiamo detto, ci sembra un tipico caso di summum ius, summa iniuria, cioè può la sentenza stare in piedi a legislazione vigente in base a una settica attenzione al codicillo? Sì, probabilmente sì. È una sentenza che stride umanamente, esistenzialmente, fattualmente con l'accaduto? Sì. Ci sembra materia per eccellenza di quel terreno eccezionale che è la grazia e che spetta oggi, ma anche ieri, esclusivamente al Quirinale. Grazie a tutti, ma restate qui con noi perché a brevissimo c'è la nostra intervista settimanale. Parleremo anche di Sigfrido Ranucci. Vi aspetto.